Amici all'ascolto, buonasera. È sempre nutrito entro i nostri confini il programma autunnale nel settore del salto ostacoli. In attesa della tradizionale Fiera Cavalli, in programma a Verona dal 9 al 12 novembre, che ospiterà l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo, ci occupiamo oggi di un interessante concorso internazionale a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Gli impianti sono quelli del GESE, gruppo Emiliano Sport Equestri, e la prova che vi proponiamo è il Gran Premio categoria a 2 percorsi. Partecipazione massiccia, ben 59 binomi impegnati sul primo tracciato, con i migliori 15 ammessi ad affrontarne un altro differente da quello iniziale. Le immagini si riferiscono al percorso decisivo, la classifica è stilata in base alle penalità complessive dei vari binomi. In caso di parità di penalità diventa fondamentale il tempo impiegato sul secondo percorso. In campo per l'Italia Bruno Chimirri e Askol Landknecht, un binomio che ha difeso colori azzurri nell'ultima edizione dei giochi in terra di Grecia. 4 penalità sul primo percorso, altrettante sul secondo, un totale di 8 nel tempo di 42 e 70. 8 il totale per Bruno Chimirri, il cavaliere calabrese, che ora rivediamo in una fase rallentata del suo tracciato. Un percorso ideato dal francese Serge Hudon che prevede 8 ostacoli per 9 salti, compresa una combinazione, una gabbia. Adesso tocca ad Aldric Cheronet per la Francia, in sella a Valentino. Valentino è cavallo di 9 anni, ha commesso un errore sul primo percorso con Aldric Cheronet, che è un cavaliere nato nel marzo del 1970, particolarmente attratto dai concorsi sul nostro paese, ha ottenuto qualche piazzamento nell'internazionale di Arezzo. Fase intermedia del percorso. Dei 15 binomi ammessi a disputare il secondo tracciato, intanto c'è l'errore per il binomio francese. Stessa situazione rispetto al precedente concorrente Bruno Chimirri, 8 le penalità nel tempo di 47,50, un tempo più alto, dunque Cheronet alle spalle di Bruno Chimirri. Vi dicevo dei 15 qualificati, 9 si presentano con il netto, 2 con una penalità per aver superato il tempo accordato e 4 con 4 penalità. Uno di questi è Lucia Vizzini, che si presenta sul campo ostacoli montando l'oro piana Princess to Heart. Lucia Vizzini, nata nel luglio del 1976, romana, ha ottenuto l'11° posto agli assoluti che si sono disputati proprio ad Arezzo in questa stagione. Superato anche il verticale conclusivo, non ci sono errori, dunque il netto, rimangono 4 le penalità per il binomio inquadrato, il tempo è di 44 e 25. Per ora i migliori, abbiamo visto Bruno Chimirri, Aldric Cheronet e proprio Lucia Vizzini. Ora uno dei migliori cavalieri azzurri, si tratta di Gianni Govoni, che monta Porn Star. Anche per il cavaliere nato a Finale Emilia, in provincia di Modena, un errore sul primo tracciato.
edizioni ha ottenuto la sua miglior performance, giungendo quinto ai World Equestrian Games di Jerez de la Frontera, sfiorando proprio di un nulla la finale a 4. Molto deciso anche in questa seconda uscita, e anche Pornstar sta saltando molto bene, gabbia e poi verticale di barriere in bianco e azzurro. Gioca in casa praticamente nella sua Emilia. Gianni Govoni ottiene il netto e un totale di 4 penalità, velocissimo, 40 e 62. Peccato per quelle 4 penalità, ma comunque potrebbe anche riuscire a piazzarsi nelle zone alte della classifica grazie al netto e al tempo impiegato. Adesso ancora per l'Italia Alberto Carrara che monta Quenox della Petite Blanche. Questo è uno dei due binomi che si presentano con una penalità, soltanto un'infrazione rispetto al tempo accordato sul primo percorso. Alberto Carrara, nato nell'ottobre del 1982, attività molto intensa anche per lui, ha gareggiato ultimamente ad Abano Terme, a Vicenza, a Pioltello. E Quenox della Petite Blonde è un cavallo belga di 13 anni. Con il netto